A poche ore dalla messa a punto nei laboratori di virologia dell'Università di Padova del test per verificare i casi di infezione da coronavirus, sono già una decina i campioni analizzati negli attrezzatissimi laboratori dell'ospedale Giustinianeo, tra le arcate del chiostro del vecchio ospedale. Laboratorio che funziona in questo momento come centro di riferimento per tutto il Veneto. È qui infatti che arrivano i campioni sospetti. È stato messo a punto a tempo di record questo test su un modello che è stato diffuso, però Padova ci è riuscita in brevissimo tempo. Sì, guardi, la ragione è che noi già da un mese eravamo allertati sulla presenza di queste malattie respiratorie di origine sconosciuta che si ripetevano in Cina. Non è che ci abbiamo messo, diciamo, un giorno, ci siamo allertati in tempo prima che questa cosa diventasse così seria, ma questo fa parte in genere di un'attività che noi svolgiamo sempre. Come funziona e come verrà utilizzato? Ma guardi, il virus è un microrganismo estremamente piccolo che contiene un patrimonio genetico che è un filamento di RNA, quindi praticamente il test evidenzia la presenza di questo RNA e quindi la presenza del virus nel campione biologico. Questo test viene fatto a coloro che hanno una storia di esposizione a persone infette o una storia di viaggi in aree infette. Allora queste sono persone che in presenza di una sintomatologia respiratoria sono le prime a cui noi faremo il test. E questo test padovano lo distribuirete anche a tutte le altre USL del Veneto? No, guardi, dunque in questo momento noi funzioniamo come centro di riferimento. Questo significa che le aziende ospedaliere del Veneto, in caso in cui dovessero identificare o dovessero venire a contatto con persone in cui si sospetta questa malattia, devono mandare il campione a noi. Al momento infatti non ci sono, a parte i ricoveri allo Spallanzani, dei casi italiani. Siamo pronti, attrezzati nel caso questa epidemia si allargasse, si estendesse anche al nostro paese? Ecco, allora guardi, secondo me l'isolamento del virus allo Spallanzani e il test diagnostico che sia noi che lo Spallanzani hanno sviluppato in termini molto rapidi sono una testimonianza che il sistema sanitario italiano funziona. Noi abbiamo un sistema sanitario di primo ordine che sicuramente è stato all'altezza. Non ci sono ancora casi di trasmissione secondaria in Italia, che è un buon segno, però nel caso ce ne fossero sicuramente penso che il sistema italiano sia pronto ad affrontarli. Ecco, si parla di pandemia, ma quando pensate che possa effettivamente arrivare anche a livelli molto alti, anche qui in Italia, in Europa? Guardi, a questo punto nessuno può dirlo. Lo sapremo fra qualche settimana, perché l'unico indicatore che adesso noi abbiamo è la variazione di casi da un giorno all'altro e siamo ancora nella fase incrementale in cui i casi di oggi sono superiori a quelli del giorno prima. C'è un allarme anche tra le famiglie, tant'è che i governatori del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e anche il presidente del Trentino Alto Adige hanno chiesto di mettere i bambini che tornano dalla Cina, sia cinesi che italiani, in quarantena in via preventiva per evitare qualsiasi forma ulteriore di contagio. Ma guardi, questa è una cosa che anche noi abbiamo chiesto ai nostri studenti che ritornavano dalla Cina. Noi diciamo è una misura di profilassi di buon senso, ecco.